Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview, come sempre il Catania in primo piano, ma parleremo ovviamente anche del caos del campionato di Serie C, soprattutto inerente al girone C, ma anche del caos in casa Messina, ovviamente le notizie da Trapani, tutto questo nella nostra trasmissione condensata in un'ora e 20 circa, e grazie ai miei ospiti, a partire dalla mia sinistra da Carlo Breve. Ciao Carlo. Buonasera Marco, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio e ben ritrovato anche a Concetto Mannisi. Ciao Concetto, voi, ciao. Collega della Sicilia, del Corriere dello Sport, e ben ritrovato anche del Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. E ben ritrovata dall'altra parte dello studio, di nero vestita come un arbitro, giustamente inflessibile, la nostra Anna. Ciao Anna. Buon pomeriggio Marco, noi vi ricordiamo che al 342 77 12 855 potete inviare messaggi e interagire con noi in studio. Allora, interagiranno di sicuro i nostri telespettatori. Io invece, Anna, torno da te perché poi introduco il primo tema, che è quello legato un po' a questo campionato con i miei ospiti, ma prima voglio vedere il programma e lo facciamo appunto sempre attraverso la nostra Anna. Diamo il via alla 29esima giornata di campionato che inizia questa sera alle 20:30 con Giuliano Turris. Sabato 1 marzo alle 15 Altamura Latina. Taranto-Crotone è stata rinviata. Domenica 2 marzo alle 12:30 Avellino Juventus Next Gen. Alle 15 Catania Foggia, Cerignola Trapani e Monopoli Messina. Alle 17:30 Benevento Sorrento e Potenza Picerno. Si chiude la 29esima giornata lunedì 3 marzo alle 20:30 con Cavese Casertana. Passiamo alla classifica. Cerignola con 57 punti, Avellino 52, Monopoli 49, Benevento 48, Crotone Potenza 46, Trapani 42, Giuliano 41, Picerno Catania 40, Sorrento 38, Juventus Next Gen 36, Foggia 35, Altamura 34, Cavese 33, Latina 30, Casertana 28, Messina 25, Turris 6 e chiude la classifica il Taranto con meno 6 punti. Abbiamo ascoltato Anna che ha detto giustamente del rinvio della partita del Taranto con il Crotone, disposto ovviamente alla Lega Pro in virtù di quello che ormai quasi tutti saprete, cioè che il Taranto ha ricevuto la comunicazione di chiusura delle indagini e deve produrre la sua difesa alla Procura della FIGC, che poi appunto farà il deferimento. Per la Turris siamo in attesa di questa decisione, ma ormai è un continuo anche sui social, nelle interviste, soprattutto i presidenti delle società. L'ultimo a parlare è stato Vrenna del Crotone, ne discuteremo, a dire che è un campionato falsato. Concetto, che cosa ne pensi? Che normalmente è falsato, cioè noi continuiamo anno dopo anno a dover affrontare queste situazioni, specialmente nel girone meridionale della Serie C, e puntualmente ci troviamo a fare i conti alla classifica come sarebbe, come potrebbe essere e via discorrendo. Io credo che l'altra volta abbiamo fatto vedere cosa cambierebbe senza Turris, con una, con l'altra e con l'altra ancora. E siamo a marzo ormai, E siamo a marzo, il campionato è chiaramente falsato, poi alla fine probabilmente i valori verranno fuori a prescindere, però metti che una delle squadre che in questo momento si stanno battendo per le posizioni di vertice si ritrovano all'improvviso fuori da un obiettivo importante soltanto perché hanno battuto una di queste squadre, a differenza di altre che magari ci hanno pareggiato, il danno diventa praticamente doppio, cioè la beffa e il danno. Detto questo, io a questo punto, così come si diceva da più parti, comincerei a pensare realmente alla riforma dei campionati, perché è evidente che 60 squadre in Serie C non si possono più sopportare. Io Vrenna oggi è stato l'ultimo a parlare attorno alle 11 questa mattina e ha detto appunto che vuole una riforma seria del campionato, ha utilizzato anche l'aggettivo riforma seria del campionato di Lega Pro. È chiaro che bisogna che i vertici si riuniscano e riescano di comune accordo a dare una regolata, perché queste situazioni purtroppo penalizzano e penalizzeranno diverse società che invece sono in perfetta regola, hanno puntato e hanno speso tanto, investito tanto, si ritrovano lì su e magari qualcun altro verrà favorito e accorcerà le distanze. Non mi sembra giusto. Addirittura Vrenna si spinge oltre, parla di un campionato di 2 gironi con 40 squadre, non più appunto le 60, insomma sarebbe non certo facile, immagino, in un'estate riuscire a fare una rivoluzione di questo tipo. E poi si parla concetto dei controlli.
qualcuno dice bisognerebbe controllare i controllori, nel senso che ci sono delle società, anche Vrenna ha detto vengono qui ogni 2 mesi, ci fanno le pulci al Crotone, poi dopo succedono cose di questo tipo, certo è un po' strano. Beh, notevolmente strano. Dico, forse noi probabilmente in qualche momento storico siamo riusciti anche a usufruire di questa cosa, perché il Catania ci sono stati dei periodi in cui aveva seriamente difficoltà a iscriversi al campionato, al di là del fatto che possedesse o meno il famoso Ibrahimovic, che era il centro sportivo, che oggi è al centro di tante discussioni. Però dico, non può essere questo, non può essere, cioè se è una piazza importante come Catania merita di stare in Serie C in questo momento storico perché ha i numeri da C, le potenzialità tecniche da C, stia in C, ma se non ce le ha vada da qualche altra parte, vada in Serie D, ripeto, riformi nei campionati. Io sono d'accordo sulle 40 squadre, diventa difficilissimo, mi rendo conto, in un'estate in un'estate praticamente non si potrà fare, ci saranno anche tante spese da affrontare poi per le trasferte che si allungano irrimediabilmente rispetto a quelle che si stanno facendo in questo momento. Forse può anche convenire al Catania con gli aerei piuttosto che qualche pullman di troppo. Però dico, qualcosa bisogna fare, cioè così non si può più andare avanti, perché ripeto, ogni anno abbiamo un problema. E vedremo anche cosa succederà, perché appunto, come detto, noi ogni settimana, la scorsa settimana avevamo fatto vedere appunto la classifica comparata, senza Taranto, senza Turris, senza tutte e due le squadre. Ricordiamo che c'è il Messina anche in una situazione particolare in questa settimana, ma anche nelle precedenti, ne parleremo con Francesco Triolo. E poi però il tempo passa, il tempo avanza, siamo praticamente a 2 mesi dalla fine della stagione regolare, con un campionato che non si capisce. Quando è da 5 mesi che si parla di questa situazione. Quando è da 5 mesi che la situazione è questa. Andiamo a parlare invece della situazione in casa Catania. Riparto dalle considerazioni di Grella nel post partita della partita con l'Altamura, perché ovviamente tanti tifosi hanno detto adesso non si può nemmeno pensare che il problema del Catania siano stati o siano solamente gli arbitraggi. Ma non credo che lo pensino neanche esattamente, loro. Penso che la dichiarazione sia stata per... Ci ha sorpresi un attimino anche a noi, no? Quelle dichiarazioni, ma magari in un momento storico della stagione ci sta. Ci può stare che la società lamenti dei torti, ma credo che anche loro sappino che la stagione in questo momento è deficitaria, non certo solo per colpa degli arbitraggi, quindi ci sono tutta una miscela di situazioni. Fatto prima, devo dire, perché secondo me in questo momento è un'uscita fuori dai pali un attimo avventata, perché nel momento in cui tu lo fai adesso, dopo l'ennesimo risultato deludente, per un rigore che forse si può dare, forse non si può dare, perché l'abbiamo visto 10.000 volte da tutte le angolazioni e poi magari ci torneremo in un altro... Per un'espulsione che in espulsione non c'è. Ridicola. Espulsione ridicola, ma poi bisogna vedere chi dà l'abbrivio. Io non voglio fare necessariamente, è chiaro che io sono un tifoso del Catania oltre a fare questo mestiere, però dico, ma forse se Stoppa non avesse fatto quel gesto di mettersi le mani al volto fingendo di essere stato colpito da Rizzo, probabilmente Rizzo... Concetto, però ammonisce entrambi, un guardaline di spessore, alza la bandierina, senti, hanno fatto, secondo me il guardaline ammoniscili entrambi. Posso essere d'accordo. È stato il guardaline? No, ma secondo me sarà stato indotto dalla dinamica di quel che è accaduto senza avere visto nulla, quello che si rotola come se fosse stato colpito da Mike Tyson probabilmente. Ma indecoroso, deve aver sono visto d'accordo. Qualcosa, lui deve avere ma ti faccio presente che la brillantezza di capire. Il primo è Stoppa che fa finta di essere stato colpito e probabilmente dall'abbrivio a Rizzo per comportarsi ancora in maniera peggiore. Poi Stoppa, devo dirti, ha fatto soltanto un piccolo movimento, ma cioè veramente, ragazzi, non si può tirare fuori e dire di espellere un giocatore per intuizione, no, devi avere dei fatti concreti. Devi avere visto. Allora, io voglio ma siamo in Serie C ed è quello che in questo momento ci stiamo meritando. Arbitri scarsi, non c'è il VAR, perché o la VAR come la volete chiamare, che probabilmente avrebbe visto tutto, e poi mi sarebbe anche piaciuto comprendere che cosa avrebbero deciso gli arbitri in quel momento, con il VAR. Io invece voglio comprendere cosa ne pensano da casa, perché vedo che anche noi, a distanza di tanti giorni, comunque ne sono trascorsi 5, ci accaloriamo ancora per questa situazione. Voglio capire da Anna, da casa, che cosa ne pensa.
Anche i nostri telespettatori ci scrivono sulle dichiarazioni di Grella. Non voleva secondo me dire che gli unici responsabili sono gli arbitri, ma dire che comunque ad Altamura non è la prima occasione in cui il Catania è danneggiato. E ancora, ciao, riguardo alle dichiarazioni di Grella dopo Altamura, devo dire che trovo assurdo attaccarsi agli arbitri, in un contesto generale di costanti errori. E ancora, una domanda per Grella quando lo vedrete. È diventato un mago della comunicazione? Prima torrete il grifo, poi gli arbitri, così non si parla del campo. Va bene, queste sono le indicazioni che come vedete sono un po' multisfaccettate come sempre avviene, no? Due convergenti, due ben convergenti. Diciamo, qualcuno che pensa che appunto magari ci poteva stare farlo e qualcuno che pensa che sia un modo di sottacere tutto il resto, cosa che noi non abbiamo fra parentesi mai fatto, anche perché insomma gli errori ci sono stati e sono parecchio evidenti, per cui non sono certamente gli arbitraggi che condannano il Catania al 10° posto fino ad ora del campionato. Diciamo che c'è anche una responsabilità sicuramente di qualche arbitraggio che non è stato all'altezza della situazione, ma io sono sicuro che Grella sa che non è solo un problema degli arbitraggi, ma ci sono tantissime altre dinamiche e problematiche legate a questa finora stagione deludente del Catania. Può fare qualcosa di più anche Toscano secondo voi? Ribadendo la stima per Toscano, per tutto quello che ha saputo fare in carriera, ma anche per alcune cose che ha messo in mostra a inizio di stagione, quando la squadra era tranquilla, il gruppo era tranquillo, si vedevano quei fraseggi a centrocampo per poi verticalizzare sulle fasce e portare i calciatori al cross, gli esterni al cross. Dico, ribadendo tutto questo, mi rendo conto che probabilmente qualche errore lo sta commettendo, non so se nella gestione, forse nella gestione del gruppo. Io continuo a dire che mi sorprende il trattamento che viene riservato a Quaini, che diventa all'improvviso il salvatore della patria e poi la domenica dopo finisce irrimediabilmente in panchina. Ci sono delle cose che mi lasciano un attimo perplesso, ma dico, Quaini secondo me è l'esempio più eclatante. Ci sono anche altre situazioni. Forse si sta aspettando un attimo di più di quel che è in grado di offrire Montalto, che non riesce a sbloccarsi, e allora anche a costo di bruciarlo probabilmente forse Corallo qualche chance in più potrebbe anche averla. Ma dico, sono comunque discorsi che noi facciamo dall'esterno, ovvio, e dopo aver senza aver visto gli allenamenti, e dopo aver visto la partita, e non gli allenamenti. Ne approfitto per coinvolgere anche Ermanno, che appunto di situazioni tattiche, tecniche si occupa, per capire se tu vedi un Catania che ha un'idea di gioco e se questa idea di gioco può essere in difficoltà in questo momento anche a causa degli infortuni. Sicuramente gli infortuni in qualche modo rallentano, no? Gli sviluppi, le giocate, la costruzione, tutto quello che riguarda il gioco in generale, però diciamo che gli uomini, gli interpreti non devono essere una scusante. Se l'idea di gioco è forte, se l'idea di gioco è condivisa da tutti gli interpreti, da tutti gli 11, 20, 25, i 30 che ci sono in rosa, non è la mancanza di uno o due che deve rallentare le giocate. E poi in realtà dal 2025 in poi si è vista un'involuzione costante del Catania, un Catania che non gioca più quando c'ha il pallone, aspetta tanto l'errore dell'avversario, aspetta tanto la transizione, aspetta tanto il recupero e le mezze situazioni, cosa che prima non faceva. Concetto ha detto benissimo il discorso, le mezzale che venivano dentro, la giocata sull'esterno, palla fuori, palla dentro, o la giocata sul secondo palo, sul quarto, quinto posto che si inseriva. Sono cose che erano dei principi che stavano portando comunque dei piccoli risultati, stavano portando dei piccoli costante pericolosità nelle varie partite, costanti che adesso sembrano perse, sembrano ormai non più centrate all'interno di una consapevolezza di gruppo e di gioco. Quindi sì, il discorso degli infortunati è giusto, perché ovviamente se hai davanti Inglese o se non ce l'hai qualcosa ti manca, o a centrocampo se c'hai un Di Tacchio non ce l'hai, qualcosa ti manca a livello di qualità, a livello di gestione del pallone. Però non deve essere solo quella la scusante, ecco, perché nel 2025 il Catania
per risultati e per tipologia di gioco è una squadra che non è da playoff. Io la penso così, non è una squadra che adesso, se si qualifica decima nei playoff, può fare la sua strada o può fare una strada che è comunque convincente, che ti può portare a sperare in una Serie B. La classifica del 2025 l'ha analizzata il giornale della Sicilia in questi giorni. Ti porta un Catania in zona retrocessione. Sì. Certo. E secondo me non è casuale. Ermanno dice giusto, il Catania ha perso quel patrimonio, diciamo così, di gioco genetico che aveva a inizio di stagione. Quello sembrava l'impronta di Toscano, che in questo momento non c'è. Dimenticavo anche Anastasio fatto giocare tante volte da braccetto, quando invece può giocare serenamente, secondo me, da esterno. Il Catania perde tanto con Anastasio da braccetto piuttosto che da esterno. Condividi, Carlo? Sì, tante volte ha giocato da braccetto in situazioni anche contingenti, magari mancavano. Con Quaini in panchina. Quaini. In panchina. Sì. Cioè preferisci giocare con perché lui vuole far uscire l'azione da sinistra con un mancino, quindi Quaini, essendo un destro, magari ha qualche difficoltà in più a giocare da braccetto sinistro. E per quanto mi riguarda, Quaini secondo me è più, se dovesse fare il difensore, più un centrale nella difesa a 4, quindi tra i due centrali, oppure nella difesa a 3 proprio il perno, il centrale, perché sa far uscire l'azione, è pulito con i piedi, è un centrocampista. Anche se ad esempio nella partita di domenica i difensori sono la quelli. Gestione comunque di Toscano è penalizzata dai tantissimi infortuni e delle tantissime situazioni, al di là che degli infortuni anche del campo, allenarsi al Cibalino, che poi alla fine è risultato adesso un errore, così come hanno confermato in società stesso, quindi diventa difficile sempre arrancare dietro. Il nostro telespettatore diceva giusto, penso, degli errori in serie sono stati fatti, in serie, che tanti, poi sono arrivati, compresa anche la gestione certe volte degli infortunati. Ora bisogna pianificare, fermarsi, resettare, recuperare tutti questi infortunati, trovare una casa dove allenarsi quotidianamente. Il lavoro quotidiano ti dà sicuramente una tranquillità a livello di situazioni di gioco, a livello di uomini, che è la cosa più fondamentale, quella di trovare continuità con un 11 titolare, 12-13 giocatori importanti che possono essere sempre presenti e non alternare sempre, trovare soluzioni, una domenica sì, una domenica no, si trovano soluzioni diverse, diventa difficile, credimi. Ricordo che ci sono passato pure io in situazioni del genere. Frisenna a destra con Luperini. Ci sono passato anche io in situazioni del genere. Diventa il cane che si morde la coda, è difficile trovare la quadra. Vediamo che cosa ne pensano ancora i nostri telespettatori con la nostra Anna. Apriamo l'argomento infortuni. Ci scrivono: buon pomeriggio a tutti in studio. Volevo sapere come il Catania si sta adoperando per risolvere il problema dei troppi infortuni. Sarà una cosa a breve termine, assumendo nuovi esperti, o se ne riparlerà per l'anno prossimo? Grazie mille per una risposta e congratulazioni ad Anna per la professionalità. Ancora, Michele da Milano ci scrive: buongiorno a tutti, scusatemi ma io ho l'impressione che ci sia un problema economico e quindi continuano tutti questi infortuni che penalizzano la società e crea dissapori alla tifoseria. Ancora, Benedetto da Catania: riduttivo parlare di errori arbitrali quando ancora oggi questa non ha gioco. Grella svia l'attenzione per non toccare il tasto di molti infortuni. Vabbè, allora sul rapporto fra economia e infortuni non lo so, non riesco a comprendere. Per il resto magari chiedo a chi l'ha scritto di essere un po' più preciso nella domanda: che cosa si può fare, che cosa stanno facendo, tentando. Credo che sia stato, dico, anche in quella situazione dell'intervista di domenica scorsa, abbia un attimino puntato il focus sulla situazione infortuni. Grella ha parlato e ha detto che non è soddisfatto di questa situazione, non ha voluto puntare il dito su un professionista. Doveva esserci questa settimana un focus, probabilmente ci sarà la settimana prossima su questa situazione. C'è un concatenarsi di situazioni che hanno portato a questi infortuni. Ha detto che non è contento e che vuole riuscire a capire del perché e trovare una soluzione. Svia? Concetto. Sembra che ce l'abbia con Grella nello specifico, ma non è così. Però anche questo mi sembra un argomento su cui si sta cominciando a puntare l'attenzione un attimo in ritardo.
Cioè noi abbiamo avuto l'inizio di stagione, la No, il squadra Catania è sempre stato in emergenza, Cioè, emergenza cronica, da qua- all'inizio perché è- mancavano è- i giocatori nuovi dal mercato e Esatto. poi piano piano per l'infortunio. Esatto, dico, io non vorrei ritornare alla famosa partita del Trapani di Coppa Italia, dove c'erano date di santa ragione, ma per ovvi motivi. Certo. Però dico, cioè, il Catania è stato sempre in emergenza, sempre in emergenza. Siamo stati costretti a far giocare i ragazzini nella partita col Trapani perché si doveva risparmiare al massimo i calciatori per la partita successiva che poi andò comandò. Una mano sulla coscienza o comunque un'enunciazione di attenzione che già risale nel tempo e che non è soltanto figlia degli ultimi avvenimenti, io la pretenderei dal vicepresidente, che comunque è una persona che secondo me le idee ce le ha e forse ce le ha anche chiare. Ora bisogna vedere se queste idee hanno il supporto economico cui faceva riferimento il telespettatore di prima, perché quando si parla di economico legato all'aspetto sanitario possiamo parlare anche di fisioterapisti di un certo livello, di macchine utilizzate dai fisioterapisti, se sono macchine all'avanguardia o se sono le macchine del Pleistocene. Ti voglio dire, cioè, ci sono tanti piccoli aspetti che tu probabilmente puoi curare e su cui puoi intervenire, forse velocizzando qualche recupero. E io non so se sembra tutto questo sia stato fatto nel corso di questa stagione, fatto salvo che è chiaro che nessuno vuole giocare con la squadra incerottata. Ovviamente, questo è logico. Certo, il discorso, io comunque per quel che conosco lo staff medico del Catania, cioè, giusto, non è numerosissimo, perché lo staff medico gli fa fare di tutto e di più, c'è uno specialista per la riatletizzazione, la rieducazione, soprattutto post infortuni. Il discorso forse alla base è quello che stai dicendo prima tu, Concetto, il discorso dei giocatori che arrivano dopo. Quindi non fanno una preparazione di un mese e mezzo, non arrivano in forma già ad agosto a settembre. E sono giocatori. Questa cosa tu dici te la trascini poi dopo durante la stagione. Allora, se prendi dei ragazzi, mister lo sa benissimo, dei ragazzi di 18-19 anni e non hanno un percorso di preparazione di un mese e mezzo che gli permette di adattare il muscolo per quelli che sono gli eventuali impegni, anche impegni continui durante tutta la stagione, il ragazzo possibilmente durante la stagione pian piano inizia ad adattare il muscolo, ad adattare le fibre. Se invece questo discorso lo facciamo però con giocatori che già erano fermi prima, fermi da un mese e mezzo, 2 mesi, 3 mesi, 5 mesi, non giocavano da tanto e hanno già 30, 32, 35, 37, il discorso inizia L'inglese cosa ha detto, no? Prima della conferenza stampa della scorsa settimana, Toscana ha detto che non è che possiamo pensare che l'inglese giochi 90 minuti tutte le partite, poi in effetti non ha giocato neanche un minuto per quello che sappiamo nella partita. Ha fatto più di quello che probabilmente tutti noi ci saremmo immaginati. Esattamente. Lì è stata veramente una trovata geniale quella di portarlo qui. Ci fermiamo per il momento, ritorniamo fra pochissimo per andare a parlare, torneremo anche ai vostri messaggi anche su questi argomenti, ma andremo a parlare più da vicino della partita con il Foggia fra poco. Seconda parte della nostra trasmissione, andiamo a parlare del Foggia, prossimo avversario del Catania. Torneremo fra poco anche ad ascoltare quelli che sono i vostri messaggi. Intanto andiamo a presentare un po' la squadra rossonera attraverso le nostre grafiche usuali, partendo dal mister che qualcuno sicuramente ricorderà, ex giocatore anche di un buon livello, di ottimo livello in Serie A. Stiamo parlando di Zauri. Andiamo a vedere appunto la grafica con il calcio giocato lasciato nel 2014, proviene da un'esperienza nella Serie A maltese con l'Amrun Spartans, l'ultima sua panchina prima di arrivare appunto al Foggia. Prima tante esperienze anche nelle giovanili e anche nella primavera sia del Bologna che del Pescara. Andiamo avanti invece con l'altro giocatore, il giocatore che vi segnaliamo come il giocatore del momento, diciamo, più che il faro. Parliamo di Antonio Gala. Era interessante anche la sua storia, perché è un giocatore che viene dal Milan, che un mese fa è stato espulso dopo pochissimi secondi nella partita con il Milan, è andato a Foggia, ha ritrovato
spunto, slancio e 2 gol nell'ultima partita di campionato, giovanissimo, ne sentiremo sicuramente parlare. Il cammino del Foggia invece nelle ultime 5, che segnala un po' la situazione in casa rossonera, con i 35 punti, le 9 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte, 2-2 con il Benevento, la sconfitta di Giuliano, la vittoria con l'Avellino, la vittoria col Taranto, che chiaramente in questo periodo lascia un po' il tempo che trova, e la sconfitta rocambolesca in casa con il Potenza. Io andrei subito dal collega Tiziano Enrichiello di Foggia TV, canale 99. Tiziano, buon pomeriggio anche a te, dacci un po' di indicazioni, perché dicevamo che il Catania sta messo male con gli indisponibili per la partita del Massimo, non è che il Foggia stia messo benissimo, forse solo di poco meglio. Ciao Tiziano. Ciao, buonasera a tutti, bentrovati soprattutto. Sì, dici bene, il Catania ha delle assenze, ma anche il Foggia, insomma, in un momento in cui sicuramente dovrà fare a meno di calciatori importanti a Catania domenica pomeriggio. 3 espulsi, 3 squalificati, anzi è Mausso che ammonito è stato squalificato, ma poi 2 espulsi nella partita con il Potenza, cioè Felicioli e Parodi, non soprattutto Felicioli e Parodi, che sono 2 difensori, faranno sì che Zauri dovrà rivedere di molto anche lo schieramento difensivo dei rossoneri. Probabilmente, a parte De Lucia che sarà confermato tra i pali, si insisterà ancora su Silvestro a destra, mentre probabilmente Vezzoni, che bene ha fatto a centrocampo, dovrà arretrare sulla fascia sinistra di difesa, e quindi con Silvestro andare a comporre i 2 esterni di difesa, così come Salines probabilmente sarà affiancato da Dutu, dal giovane Dutu al centro della difesa, perché Camigliano insomma è sulla via della guarigione, ma probabilmente non sarà pronto per il match di domenica con il Catania. A centrocampo rientra Tascone, che ha scontato il turno di squalifica. Gala sicuramente potrà essere schierato a mezzala, quindi nei 3 di centrocampo. Da decidere poi l'altro ruolo, la terza maglia a centrocampo, perché Mazzocco è infortunato, probabilmente non recupera, ed è ballottaggio tra Dariva e Pazienza, che è tornato tra i disponibili. In avanti qui c'è il grande punto interrogativo, perché mancando anche Mausso probabilmente potrebbero essere Zunno, Sar ed Orlando a comporre i 3 di attacco. Così come ti accennavo anche ieri, c'è anche la possibilità che Zauri possa ricorrere al 3-4 al 4-2-3-1 con Orlando, Zunno e probabilmente Gala dietro l'unica punta Sar. Quindi bisognerà capire Zauri come vorrà schierare il Foggia domenica a Catania. Per il resto la squadra ha diciamo che è un po' giù di morale per la sconfitta rocambolesca con il Potenza, lo diceva anche ieri Dariva ai nostri microfoni. La squadra ha un po' risentito di quella battuta d'arresto dopo il grande recupero nel risultato che aveva fatto dallo 0-2 al 3-2. Poi le 2 espulsioni hanno un po' compromesso tutto quanto, però si riparte da quel quarto d'ora in cui il Foggia ha fatto veramente vedere delle grandi cose. Probabilmente se si riparte da lì a Catania si può fare bene. Ecco, con quali obiettivi la squadra secondo te di Zauri viene a Catania, considerando anche che appunto il Catania è considerata una big di questo campionato, ma certamente non sta facendo il campionato che tutti si aspettavano? Guarda, in questo momento il Foggia ha fallito ogni qualvolta si è parlato di possibilità di inserimento nella zona playoff. Ogni qualvolta si è parlato di questo, il Foggia puntualmente ha steccato l'impegno della domenica. La zona playoff è un po' distante, se poi teniamo in considerazione anche che siamo in attesa di conoscere le decisioni circa Turris e Taranto, lì veramente il Foggia sarebbe
penalizzato di ben 9 punti, quindi perderebbe 9 punti in classifica, quindi potrete anche immaginare che cosa significa poi per la classifica del Foggia. L'obiettivo dei rossoneri, lo diceva, torno a ripetere, lo diceva Dariva ieri, è venire a Catania a far bene, fare punti, e poi secondo me l'obiettivo in questo momento è quello di concludere queste 10 giornate che mancano da qui alla fine del campionato facendo il meglio possibile, anche perché poi tra l'altro a Foggia in questo momento lo sguardo degli addetti ai lavori, dei tifosi, ma anche dell'ambiente è rivolto anche alle questioni societarie, perché attendiamo di capire e di sapere a fine stagione che cosa ne sarà della proprietà rossonera, che qualche settimana fa ha dichiarato decisamente di voler cedere la mano, però è anche vero che in questo momento non ci sono offerte, non ci sono proposte di acquisto per il club, quindi insomma tutto in alto mare. Grazie Tiziano, buon pomeriggio di nuovo, grazie per tutte le indicazioni da Foggia, ciao. Grazie a voi, buon proseguimento, ciao. Allora io farei così, prima di andare da Ermanno per focalizzare un po' lo sguardo proprio sulla prossima avversaria del Catania, che intanto di cui ci ha parlato anche il collega, andrei da Anna, perché ci sono tanti messaggi, mi pare di aver capito, anche immagino sugli argomenti di inizio puntata. Sì, eccomi con alcune domande per i nostri ospiti. Da Giuseppe, buongiorno, ma fare ricorso al mercato degli svincolati, vista la situazione, non sarebbe necessario? Cosa ne pensate? E ancora, abbiamo 4 giocatori che insieme a Jimenez non possono cambiare la partita. Stoppa, Dalmonte, Guglielmotti e Inglese, sono tutti fuori. Dove dobbiamo andare? Per Marco e Carlo, ma non possiamo fare una difesa a 4? Ecco. E ancora? E se a sinistra Lunetto non può giocare, Toscano cosa si inventa? Allora, ricorrere al mercato no, non credo degli svincolati. Prendi i giocatori che non sono pronti fisicamente, considerando no? che sono svincolati, non si stanno allenando. Esattamente, poi hai 2 mesi, da soli, hai 2 mesi di stagione regolare fondamentalmente e poi ai playoff. Non credo proprio. Difesa 4? Ne abbiamo parlato, sì, ci potrebbe stare però sicuramente. Lui dice, Toscano ne ha parlato, ha detto i sistemi di gioco non sono poi così importanti, l'importante è come interpreti il gioco, noi certe volte scalando andiamo a 4. È una sua idea, bisogna rispettarla, vede il calcio così e lui magari preferisce avere una protezione di 3 difensori centrali con 2 esterni, è il suo modo di giocare, quello che gli ha portato maggiori risultati. Si può cambiare, si può dare. Certe volte si chiede anche agli allenatori di Serie A, no? Ma avete un piano B? Perché tanti allenatori hanno un sistema di gioco laudato, è un po' così anche per il Catania e per Toscano. Si potrebbe in questo modo stravolgere un po' l'idea? Quante volte hai provato intanto in allenamento? Perché se è una cosa che non hai mai fatto e la vuoi improvvisare, avrai certamente un tempo di rodaggio che probabilmente ti potrebbe penalizzare nel corso di questo ultimo scorcio di stagione. Poi magari diventa la panacea di tutti i mali. Ma io sotto questo punto di vista sono conservativo. Per cui mantenere lo status quo. Su Lunetta, se non c'è Lunetta, forse c'è Anastasio. ve lo diciamo adesso, poi magari ne parleremo, ovviamente ne parleremo quando vi daremo la probabile formazione del Catania. Vado dal nostro Ermanno per fare come al solito il punto in grafica con le statistiche a confronto, sempre per dare la differenza, no? Un po' fra il Foggia e il Catania. Di solito quando parliamo delle avversarie del Catania diciamo giocano più in verticale rispetto ai rossazzurri, quasi tutte le ultime squadre che abbiamo affrontato. Allora, intanto complimenti al mister Zauri perché sta facendo un ottimo lavoro a Foggia, ha preso la squadra da quart'ultima e la sta portando, anche se il giornalista pugliese non l'ha voluto dire, però la squadra è comunque vicina un pochettino come prospettiva alla zona playoff. Sul discorso prima intervengo su questo, poi parliamo della grafica del confronto. Difesa a 4 sì, però dovresti giocare col 4-3-1-2 perché non hai giocatori che possono giocare larghi, non hai esterni d'attacco, quindi sì, giochi a 4 ma poi davanti comunque potresti continuare. Non hai la possibilità di fare 4-3-3 per intenderci. Non hai quei giocatori che possono farlo, quindi sicuramente, cioè, se avessi avuto qualche carta in più possibilmente io direi sicuramente Toscano avrebbe fatto qualche mossa anche per cambiare.
cambiare. In questo caso giocheresti col 4-3-1-2 che comunque ti permette di andare solamente centralmente e non giocare sulle fasce, che è stata diciamo, la punta forte del Catania. Per quanto riguarda invece il Foggia e Catania messi a confronto, sicuramente Foggia, che è una squadra che gioca maggiormente in verticale, che cerca molto di più quelli che sono i passaggi progressivi, ovvero quei passaggi che superano delle linee di pressione e che soprattutto sono dei passaggi in verticale, rasoterra o con palla alta, e che alzano molto il baricentro della squadra in questo caso, che è imposta. Il Catania, che invece sul discorso dei passaggi progressivi, così come sui passaggi filtranti, che non sono altro che quei passaggi che superano l'ultima linea di difesa, quindi quei passaggi che tagliano completamente la linea difensiva, il Foggia è un pochettino più dominante, più inserita all'interno di questi dati rispetto al Catania, che invece è 17esimo per entrambi le statistiche, quindi ci fa comprendere come il Catania, anche si è visto un po' ad Altamura, no? Giocando spesso con squadre che si abbassano molto, che non ti concedono gli ultimi 30 metri, ovviamente per cercare lo spazio giusto devi giocare molto in orizzontale. Chiaro. Differenza del Foggia, che invece affronta squadre soprattutto che vanno vis-à-vis, quindi si allungano molto, ama per caratteristica Partire. giocare in verticale. Certamente. Questa giocata in verticale soprattutto esalta quelli che sono i suoi riferimenti offensivi, e Mausso non è presente ed è diciamo il perno dell'attacco, però anche Zunno, così come Orlando, così come Sar, così come sì, ho detto Orlando, anche Gala lo può fare, sono dei giocatori che amano molto il duello, che amano molto la sfida offensiva, quindi l'1 contro 1, il dribbling. Ecco perché anche su questi dati diciamo il Foggia è predominante rispetto ai dati del Catania. Altro dato su cui bisogna analizzare le attenzioni sono i gol su calcio d'angolo. Il Catania, per essere una squadra di Serie C, diciamo non sfrutta molto questi calci piazzati, infatti è 16esimo in classifica su gol su calcio d'angolo, mentre il Foggia è una squadra che fa tanti gol. La classifica è relativa solo al girone C, ricordiamolo in questo caso. E soprattutto il giocatore diciamo più pericoloso sugli angoli è Salines, che è il capitano, il classe 2000, ha già fatto 3 gol e 2 assist proprio su calcio d'angolo, anche se, come vedremo successivamente, soffre i calci d'angolo a sfavore, perché ha un tipo di impostazione di copertura dello spazio diciamo un po' strano, atipico, e che alle volte diciamo, propone il fianco all'avversario. L'altra cosa su cui diciamo mi volevo focalizzare, sempre sull'aspetto dei dati, la differenza tra Foggia e Catania è che il Foggia è una squadra meno aggressiva, cioè molto aggressiva, come anche il Catania. Il Catania è primo per falli nei 90 minuti, però il Foggia è una squadra molto irruenta, quindi ha tantissimi cartellini gialli e soprattutto tantissimi cartellini rossi. Qui non l'ho inserito, ma nelle ultime 3 partite, facciamo 2 non considerando la partita col Taranto, ha preso 3 espulsioni, tra parentesi quasi tutte dirette, e quindi è una squadra molto irruenta. Il Catania potrebbe giocare anche su quell'irruenza, su quella anche forse un po' di inesperienza, no, dei giocatori. Sotto questo punto di vista, per trovare magari la chiave di volta. Torno ancora da Anna per sentire ancora qualche messaggio a casa e poi andiamo un po' con l'analisi tattica del Foggia. Anna. Ancora con alcune domande chiedo a Carlo Breve. È di Toscano che diciamo: io sono convinto che anche lui sia responsabile, dal mercato estivo fino alla gestione di ogni singola partita. E ancora da Francesco: buonasera, per contenere i costi bisogna fare una Serie C da semiprofessionisti, abbattere i costi e le tasse e valorizzare i giovani, perché se si continua in questa maniera sarà una spirale senza fine. E ancora, mi dispiace ma il tecnico ha molte responsabilità sul piano del gioco, dove è l'unico responsabile al netto delle problematiche e delle assenze. Questa squadra non ha mai avuto gioco, adesso è indebolita per motivi economici, farà fatica. Saluti, Antonio. Buongiorno a tutti. A prescindere dalle lacune e dalle assenze, il Catania poteva avere qualche punto in più. Il gol annullato a Guglielmotti ha dell'incredibile. Questo sempre ad Altamura, il gol con il fallo fischiato a Del Fabbro sul portiere dell'Altamura. Di Toscano abbiamo già parlato, ma è giusto dire che lui sia il primo responsabile, l'allenatore è sempre il primo responsabile tecnico. Stiamo parlando dell'aspetto tecnico. Non ci sono dubbi, ma non credo che lui si nasconda non è una novità dalle proprie responsabilità. Credo che lui non sia contento di questa stagione, no? Non la annovera tra le sue migliori stagioni. Semiprofessionismo? Semiprofessionismo, concetto? È una strada? Pensiamo alla riforma, pensiamo alla riforma e poi il resto verrà quasi da sé.
Andiamo da Ermanno per vedere appunto sul Foggia, l'altra volta con l'Altamura abbiamo parlato di qualche disattenzione difensiva, ne notiamo anche il Foggia ad esempio nella partita con l'Avellino, seppur è andata bene. Sì, la partita dell'Avellino si vede qualche piccola disattenzione difensiva, soprattutto sulle marcature da palla laterale. Diciamo che è una costante, ormai l'abbiamo vista sia per quanto riguarda i giocatori del Catania, i difensori del Catania, sia per i difensori che andiamo ad affrontare. Sicuramente il Foggia pecca un pochettino anche di inesperienza, perché i centrali questa settimana dovrebbero essere Dutu e Salines, che sono un 2000 e un 2001, quindi diciamo sicuramente... E soprattutto Salines non è proprio un difensore centrale, è più un esterno lui. Sì, giocava terzino a destra effettivamente. Qui vediamo infatti sulla prima palla laterale come da una situazione di 2 contro 1 centralmente Salines si fa in qualche modo anticipare. Qui invece vediamo una seconda palla laterale, dove in questo caso invece la marcatura è ottima sia di Parodi che di Salines, che seguono molto bene l'uomo e si scambiano la marcatura. Però qui vediamo come un giocatore in più dentro area crea non pochi fastidi alla difesa pugliese, e qui invece il terzino, che in questo caso era Felicioli, si fa in qualche modo prendere alla sprovvista, perché dimentica completamente di marcare l'uomo dentro, andando solo su riferimento laterale. Qui invece, visto che non l'avevo commentata la parte iniziale, vediamo una situazione di 2 contro 1 dove i difensori, diciamo, pugliesi sono in vantaggio. In questo caso da cross si fa un po' anticipare, un po' prendere di sprovvista Salines. Qui entrambi i centrali guardano solamente il pallone, dimenticandosi del giocatore dentro area, che questo stesso che riceve poi il pallone era fuori gioco, chiusura, però diciamo qualche disattenzione sicuramente, qualche piccola disattenzione su palla laterale la mettono, soprattutto se si entra dentro con diversi giocatori, e soprattutto, come vedremo dal Catania, se si entra dentro con le mezzali o con dei giocatori, diciamo, più arretrati rispetto ai soliti 2 riferimenti centrali. Quindi questi inserimenti potrebbero non leggerli nella maniera migliore. Senti, parlavi di una squadra aggressiva, di una squadra che magari porta anche tanti giocatori davanti, no? Poi però se perdono il pallone rischiano qualcosa. Sì, non sono bravi, diciamo, a correre all'indietro, a compattare la linea, a compattare le linee, a difendere la porta, e vediamo proprio che col Potenza 2 gol su 4 vengono fatti su delle transizioni negative. Qui vediamo uno sviluppo di un calcio piazzato, porta addirittura 8 giocatori in zona offensiva, c'è la ripartenza del Potenza, che però in realtà è un 3 contro 3, quindi a campo aperto sicuramente è più difficile per il difensore, però lì fai un fallo o comunque ricompatti velocemente la linea, da un 3 contro 2 da un 3 contro 3 passi a un 3 contro 2, quindi questo ti fa capire come la difesa sia stata lenta a recuperare, a riposizionarsi centralmente, il mister ride e poi sulla palla dentro ovviamente liberi la zona centrale. Qui un'altra palla persa al centrocampo, e su questa palla aperta poi ci sarà un'imbucata alle spalle della linea. Qui lentissimo Parodi a ricompattare la linea, ma vediamo proprio la linea completamente sfalsata, non si muove di reparto, e su questa imbucata poi c'è il fallo che poi porterà all'espulsione di Parodi. Dicevi, Carlo? Volevi intervenire no, su questo? Dico, vedevo scappare i 2 difensori troppo stretti. Quando si scappa con un 3 contro 2 devono stare un po' più larghi, e poi giusto uno è caduto, quindi è diventato un 3 contro 1. un po', hanno favorito un molto. Po' difficile, diciamo, riuscire. Cioè, qui a centrocampo sta ripartendo bello, cioè, lì devi fare fallo, cambi sport, ecco, fai un bel placcaggio da rugby, fai fallo, prendi l'ammonizione, però comunque cioè, soprattutto sull'1-0 già avversario al 20° non rischi di andare sotto per 2. Facciamo vedere sempre le palle inattive, in questo caso a sfavore ovviamente. Ci dicevi prima anche la posizione di Salines, qualcosa che può creare delle problematiche al Foggia. Allora, loro marcano a uomo, e la particolarità dal punto di vista tattico è che mettono solamente un uomo tra palo e vertice, quindi non i classici 2 uomini, uno sul palo e uno sul vertice. Questo scopre un pochettino la zona del primo palo, e poi mettono un giocatore alla ricerca della palla proprio al centro quasi al centro della porta. Questo in qualche modo blocca l'uscita di De Lucia, che non è proprio un ottimo, non è molto bravo nell'andare a ricerca palla aerea. Qui vediamo col Potenza che fa un piccolo movimento, diciamo, improvviso sul primo palo. Questo stesso era seguito addirittura da due uomini,
anticipa entrambi gli avversari e c'è il gol sul primo, quindi basta un piccolo movimento. Qui vediamo proprio lo schema del Giuliano che ne porta 2 davanti sul primo palo che poi si muoveranno sul secondo, creano un piccolo blocco. Questi movimenti in qualche modo rallentano o comunque indeboliscono le marcature dentro area. Ecco infatti che proprio il giocatore che si era portato sul secondo palo a ricevere il pallone colpisce forte e deciso sul primo palo. Diciamo De Lucia qui non proprio perfetto e c'è il primo gol di Giuliano, quindi diciamo che il Catania potrebbe sfruttare soprattutto con dei movimenti come ci ha fatto vedere contro il Monopoli, con degli schemi organizzati potrebbe riuscire a trovare spazio e soprattutto a trovare pericolosità. Ci vorrebbe il concetto di poter sfruttare appunto i calciangolo. Ci diceva nei dati Ermanno che il Catania qualche cosa ha fatto, qualcosa sta facendo, ma non tantissimo. Anche se poi dimentichiamo che il Catania è la Juventus o l'Inter della Serie C sostanzialmente, e non si capisce bene come, perché quasi tutte le squadre che vengono qui o che noi andiamo a visitare riescono a confezionare prestazioni il più delle volte straordinarie, che probabilmente vanno al di là di quelle che sono i loro standard. Mi auguro che la stessa cosa non accada questa volta e soprattutto confido nell'assenza di Emaus, che sembra che abbia un conto da regolare per il Catania. Ogni volta che lo trova riesce a essere fastidioso. Fa una bella prestazione, è vero. Fasi di possesso, Ermanno, attenzione al rimorchio, soprattutto delle mezzali. Qui andiamo a vedere proprio uno dei giocatori che abbiamo fatto vedere prima, cioè Gala. Sì, la qualità di Gala, ma soprattutto andiamo a vedere anche un pochettino la qualità dei riferimenti offensivi, perché come ti ho fatto vedere adesso, non ti ho fatto vedere, prima siamo accennato il discorso della ricerca della verticalità. Qui vediamo come in varie situazioni, sia nel primo taglio che nel secondo taglio offensivo, loro ricercano questa palla in verticale e poi successivamente o con rimorchio, quindi col passaggio a rimorchio, sulla qualità di Gala, che sul primo calcia di prima da fuori aria e fa un gol fantastico, sul secondo addirittura siede o 1 o 2 avversari, diciamo che creano pericolosità così. Qui vediamo esatto da una palla aperta, l'inserimento ottimo di Zunno che taglia alle spalle della linea e non viene eseguito. Qui, ecco, questo è un passaggio filtrante, questo che è partito, perché taglia completamente la linea. Vediamo qui come in questa situazione lui è bravo a cercarsi, a trovarsi, non l'1 contro 1, infatti non calcia subito, non mette la palla di prima, ma aspetta, arriva a Gala rimorchio, che benissimo col destro la mette sotto la traversa. Questa è una palla imprendibile. Qua altra palla in profondità, addirittura su un calcio di punizione. Qui invece dovrebbe essere Mausso che entra bene dentro aria, Gala che va subito a rimorchio, questa palla arriva proprio a lui e lui poi fa un controllo ottimo, perché già col controllo si orienta per saltare l'avversario e poi addirittura lo siede, ecco qui, ed è bravissimo poi a metterla sotto le gambe del portiere. Quindi è una squadra che gioca molto in verticale, che ricerca molto la velocità degli esterni offensivi. Orlando non è proprio velocissimo, però Zunno e Mausso sicuramente sì, ma Mausso non sarà presente. Però questa palla in verticale poi viene soprattutto tanto diciamo, accompagnata da quello che è il ruolo delle mezzali, o nel caso del trequartista che potrebbe essere proprio Orlando. Mezzali che sanno sfruttare però anche quando il gioco si sviluppa lateralmente. Sì, anche nelle palle laterali diciamo che portano dentro con aggressività, no? questi uomini che non vanno sempre solo a rimorchio, ma sulle palle laterali amano entrare dentro per ricercare quello che è possibile, una seconda palla, uno scarico o una palla aerea. Infatti nei 2 tagli vediamo proprio 2 situazioni simili. Qui vediamo ecco, un'altra ricerca di una palla verticale, nuovamente per Zunno, che salta completamente con questa palla, salta completamente la linea di pressione dell'Avellino, che entra bene dentro. Ho detto, è un giocatore che sa giocare molto nell'1 contro 1, ama questo tipo di situazioni. Qua vediamo Tascone che da mezzala segue l'inserimento, non gli viene data la palla, però poi su una seconda palla, su una palla diciamo così incerta, arriva proprio lui e calcia fuori. Qui invece un'altra situazione dove addirittura Silvestro, che è il terzino, e Bezzoni, che era la mezzala di sinistra, che entrano dentro area su questo sviluppo laterale. Il cross non è diretto a loro, però vediamo quanti uomini portano dentro aria, come sia forte, no? questa propensione delle mezzali a entrare dentro. Qui su una seconda palla, anche qui Bezzoni è l'uomo libero, quindi la mezzala l'uomo libero dentro aria e trova l'1-0, che poi sarà l'1-0 decisivo nella partita contro l'Avellino. Vedo le immagini dello Zaccheria, è inevitabile pensare, guardando a quello stadio, a Zemanlandia
sappiamo che il mondo del calcio in queste ore è anche in ansia per le condizioni di salute appunto di Zeman, e chiaramente perciò insomma non è facile quando si vede quello stadio ricordarsi di quello che comunque ha rappresentato per il calcio italiano questo grandissimo allenatore. Andiamo sulla grafica della lente di ingrandimento invece, Ermanno, per chiudere questa seconda parte della nostra trasmissione, per parlare delle punte del Catania. Non ci sarà Inglese nemmeno nella partita con il Foggia, possibilmente vedremo dall'inizio. Concetto diceva che perché non far giocare Corallo, vedremo, ma ci potrebbero essere ancora De Paoli e Montalto, che diciamo nell'ultima partita per numeri, vedremo dalla grafica, certo non hanno impressionato. Per numeri, ma soprattutto anche per qualità. per Diciamo prestazioni. che sì, i numeri non sempre fanno la differenza. Poi l'attaccante, anche il mister me l'insegna, potrebbe anche toccare 2 palloni e fare doppietta, cioè l'attaccante forte è proprio quello. Qui invece vediamo un po' tutt'altro, vediamo come l'attaccante 36enne ex Casertana ha trovato tantissima difficoltà nel rendersi pericoloso, ha una pericolosità più alta, quindi un XG più alto per l'unico tiro in porta, che è stata la punizione al limite d'aria, però solamente 2 i tiri a ricerca, diciamo, dello specchio, e pochissimi i tocchi in area avversaria, solo un tocco del pallone in area avversaria, quindi vuol dire presenza dentro l'area pari a 0, e passaggi tentati 10. Però la cosa che mi preoccupa è il vedere completamente assenza della ricerca, no? Del giocatore, non veniva cercato dai compagni per prendersi il pallone. Mi ricordo dal primo tempo si è abbassato addirittura oltre la linea di De Rose. Cioè, per prendersi il pallone è andato quasi sulla linea dei 3 difensori centrali e stava rischiando di perderla. C'è stato fischiato un fallo che era una tutto sommato Ermanno, Montalto contro il Foggia è la squadra con cui ha fatto più gol. Sì. Speriamo possa essere per cui probabilmente anche per questioni di cabala magari potrebbe essere impiegato. È chiaro che, certo, lo sappiamo, tranne Inglese, insomma, il resto delle prime punte. Questo secondo me è quello che indurrà Toscano a schierare. No, immagino, ovviamente, infatti sorridevo anch'io, però è indubbio che il reparto degli attaccanti, Concetto, poi ti salutiamo perché so che devi scendere a lavorare al giornale, ha deluso in questo campionato. Lasciamo perdere i trequartisti, per cui Stoppa, Jimenez, Dal Monte che l'abbiamo visto pochissimo, però lì davanti D'Andrea che se n'è andato, De Paoli che è appena arrivato, Montalto che è qui da tutto l'anno. Noi abbiamo avuto la grandissima fortuna che, come si diceva prima, Inglese ha avuto una riuscita inaspettata. Ma poi, come dici tu, D'Andrea che è stato quello che è stato, Dal Monte, e qui il discorso che faceva giustamente Ermanno, arrivava dopo una lunga inattività, è entrato e si è fatto male. De Paoli che credo che non stia comunque benissimo al di là del gol importante che ha realizzato a Monopoli. Montalto incommentabile, e mi dispiace dirlo perché voglio dire, però fa questo, è l'attaccante del Catania, doveva essere l'attaccante di riserva di Inglese. Niente, male. Diciamo che al Catania l'attacco, eccezione fatta per Inglese, è mancato tanto, e meno male che poi, ripeto, Inglese, poi Stoppa che per fortuna è cresciuto all'inizio. Io devo dirti che non pensavi? Non pensavo che potesse crescere così, lasciando perdere l'ultimo episodio e gli infortuni, ovviamente, l'infortunio non ci può dire niente, e poi Jimenez, ma non sono gli attaccanti, non sono questi gli attaccanti, ma aspettavo forse un po' di più, un po' di impiego da parte di Lunetta, anche in quel caso. In quella zona. Sì, però evidentemente lui lo vede come esterno prevalentemente così, anche se all'inizio è stato sfruttato in quel ruolo lì. Concetto Manisi, io ti ringrazio intanto come sempre della tua amicizia e della tua partecipazione, buon lavoro. Grazie a te, buona serata a tutti, buon proseguimento. E noi ci vediamo fra pochissimo perché andiamo avanti, ci collegheremo con Messina, situazione ingarbugliatissima anche in casa Messina, e Trapani subito dopo la pubblicità. Che il Taranto è stato... Eccoci per la terza parte della nostra preview e li vedo già collegati come al solito la nostra coppia sul Messina e sul Trapani, che sono stati anche avversari nell'ultimo turno di campionato. Ciao Francesco, ciao Francesco Triolo e Franco Camarasana.
Buon pomeriggio. Allora io prima faccio parlare Francesco perché la situazione in casa Messina, Ciccio, è... non lo so, cosa vogliamo dire? Ne parlavamo questa mattina, no? Abbiamo parlato tutti i termini, ingarbugliata, difficile, complicata, pazzesca. Dov'è AD Invest? Dove sono? Ciccio. Dov'è? Bella domanda. Diciamo che in questo momento di atti ufficiali non ce ne sono, Marco, nel senso che l'ultima voce è quella che abbiamo dato anche al nostro PG di Araimo, che diceva noi siamo pronti, noi continuiamo su questo progetto. È chiaro che adesso bisogna attendere i fatti. I fatti sono il pagamento della contribuzione al fisco e al previdenziale che non è stata fatta nei giorni scorsi. Oggi mi risulta sia stata pagata una rata di un debito verso l'Agenzia delle Entrate, il cosiddetto salva calcio, attraverso dei fondi residui che c'erano nel conto del Messina, ma è chiaro che è lungi da essere una situazione chiara. La squadra partirà per Monopoli, partirà in aereo e tornerà in pullman, questo forse anche grazie all'incasso di lunedì sera contro il Trapani, però è chiaro che ci si sta muovendo un po' al buio, in una situazione in cui c'è anche curiosità di conoscere quale sarà l'entità della penalizzazione, se Turris e Taranto dovessero essere tutte e due escluse oppure se lo sarà una sola. Chiaro che il rinvio della partita del Taranto sicuramente lascia presagire buone situazioni, perché se dovessero andare via tutte e due la Casertana perderebbe 10 punti, il Messina 9, ma c'è da dire che il Messina deve fare i conti con la penalizzazione da 2, 4, 6 punti, ormai se ne stanno sentendo di tutto e di più, che farebbe allargare la forbice con la Casertana. E se ricordiamo bene tutti che se c'è più il limite 8 punti, ma se dovessero essere di più non si farebbe nemmeno il play out, quindi la situazione è un po' complicata da questo punto di vista. I fondi, quelli di famosi che erano stati sbloccati, non mi risulta siano stati accreditati sul conto del Messina ad oggi, poi domani o fra 2 ore sarò smentito. E questa è la situazione al momento, ovviamente. Noi andiamo in diretta, per cui è giusto che tu ci dia la situazione del momento. Parlare di campo è complicatissimo in una situazione come questa, non mi metto nei panni dell'allenatore del Messina in questo momento, ma una formazione va disegnata per la partita, appunto, fra parentesi, con il Monopoli, che non è certo una partita facile. Però ormai parlare di campo... che si può fare, nel senso che quantomeno la squadra sa che può scendere in campo o sgombra da qualsiasi peso, perché sono loro contro tutto il resto del mondo, potremmo dire, no? È chiaro, anche per Banchieri questa settimana è complicata, perché Krapikas è stato squalificato per 3 giornate dopo il finale di gara col Trapani, sono infortunati Lia è in grosso, quindi in difesa le corsie dovrebbero essere ad appannaggio di Ghianfi da un lato e Dumbravano che verrebbe spostato a sinistra con Marino che ritornerebbe al centro della difesa con Angelli. Poi per il resto non ci dovrebbero essere grandi novità, più che 4-3-2-1 potremmo vedere anche un 4-3-1-2 con Tordini dietro Costantino e Tesera. Questo potrebbe essere una ipotesi, ma è chiaro che anche dell'Aquila, che non ha impressionato tantissimo contro il Trapani, potrebbe avere una nuova chance contro il Monopoli. Sono partite difficili, Trapani, Monopoli, la prossima in casa con l'Avellino, sono partite contro avversari di un certo spessore, però il Messina, se vuole veramente provare il miracolo della salvezza, deve fare punti anche contro queste squadre. Monopoli non è che stia benissimo nell'ultimo periodo, anche l'ho affrontato anche il Catania, quindi magari si trova una squadra un po' più in discesa. Qui le motivazioni, a mio avviso, potrebbero fare tanto. Grazie Francesco Triolo.
Ci sentiamo venerdì prossimo. Io vado invece da Francesco a Franco Cammarasana. Franco, vabbè, noi parliamo sempre di Antonini all'inizio del tuo collegamento, anche perché gli spunti ce li dà, no? Perché ha parlato della situazione del Messina addirittura, ha parlato anche di, non lo so, di una conduzione di una trasmissione televisiva. Dacci qualche indicazione tu. No, ancora di questa trasmissione che lui dovrebbe condurre, ancora non si sa veramente niente. Lui ha fatto una breve anticipazione, personaggi famosi, chiaramente vuole rilanciare questa emittente che lui ha rilevato, Telesud, dove si parla molto di sport, per la verità, soprattutto chiaramente di calcio e pallacanestro. Domenica torna il campionato di Serie A1 di pallacanestro, il Trapani giocherà in casa, mentre il Trapani Calcio andrà a affrontare in trasferta il Cerignola. Praticamente domenica inizia un mese decisivo per il Trapani Calcio, perché sono 6 partite, si inizia con Audace e Cerignola, poi Monopoli, Avellino e Giuliano, Caveno 30 col derby col Catania. Ovviamente per quanto riguarda la partita di domenica con la capolista, è una partita, una sorta di banco di prova davvero probante per il Trapani, sia perché affronta una squadra che viene da 6 vittorie consecutive e poi è in serie utile da 14 giornate, quindi lascio a te immaginare quanto sia difficile il compito per il Trapani. Torrente, il tecnico, ha avuto finalmente 2 settimane, quella che ha preceduto la gara di Messina e questa ultima, per finalmente poter lavorare sia sul fisico, sulla condizione atletica, che sul gioco che dovrà Franco, prego. Franco, a proposito di gioco, andiamo a dare quella che può essere una formazione probabile schierata da Torrente, così la vediamo anche in grafica, sì, in secondo le tue grafica. indicazioni. Lui domenica contro il Messina ha provato all'inizio un 4-3-1-2, si pensa che in settimana abbia anche provato di giocare a specchio con col Cerignola, quindi col 3-5-2, ma io ritengo che tornerà al 4-3-3 con Wikai in porta, poi in difesa, 4 di difesa, Celiento, Malolmo, Silvestri e Benedetti. In effetti torna a essere disponibile il capitano Sabatini, ma credo che sarà preferito Benedetti. Ripeto, tutto è possibile in un momento in cui Torrente sta meditando molto sulle condizioni dei singoli, soprattutto sulle condizioni fisiche. E poi a centrocampo ci potrebbe essere qualche novità con Carraro, Toscano, Segberg oppure Ciotti, mentre in avanti è probabile che dall'inizio al posto di Ciuferri sulla destra faccia il suo esordio l'altro norvegese Steinsrud, che è stato poi l'autore del gol che ha deciso la gara di Messina, con Anatriello che dovrebbe tornare al centro dell'attacco e Piovanello a sinistra, che a Messina ha dimostrato di aver raggiunto già un buon standard di forma. Ripeto, questo per linea di massima la formazione. Grazie. Però, Franco. Grazie Franco. vedere realmente poi quale sul piano tattico soprattutto il tecnico ha scelto di schierare la squadra. Grazie Franco Cammarasana, come sempre, ovviamente tutti i tuoi reportage anche legati appunto al Trapani nel nostro telegiornale, per quanto riguarderà ovviamente le partite del Trapani, e poi noi ci risentiamo venerdì prossimo. Grazie ancora a Franco Cammarasana. Io vorrei tornare da Anna perché c'è anche una parte social, perché insomma quando il Catania non vince è difficile trovare qualcosa sui social da parte dei giocatori del Catania. In questo caso però ce n'è uno molto rappresentativo che ha scritto qualcosa, Anna. Sì, perché nonostante le difficoltà per rimanere in tema, crederci e sostenere la squadra, De Rose lo comunica con un'immagine pubblicata su Instagram dove scrive perseverare. Perseverare, questo scrive De Rose, perseverare nel senso insistere, cioè nonostante tutto andare avanti. Non ci sono altre strade, non ti puoi piangere addosso, devi provare a cambiare direzione.
Ci sono anche altri messaggi, Anna? Sì, abbiamo alcuni messaggi positivi, ogni tanto arrivano, ci scrivono: so che sono una voce fuori dal coro, ma secondo me da qualche tempo si sta prendendo la strada giusta, anche dalla dirigenza che da più di un anno aveva collezionato errori. E ancora, domenica la squadra dovrà dare il massimo per onorare la maglia rossaazzurra. E questo è normale che sia così, ovviamente se si sarà presa la strada giusta lo vedremo solo nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Torno da Ermanno per parlare più da vicino del Catania a livello tecnico, a livello tattico, soprattutto perché qualche errore c'è sempre, no? In chiave difensiva stiamo parlando, ma anche sembra che ci sia la qualità per rimediare a questi errori. Sì, secondo me il Catania difensivamente sta ricominciando a ritrovare quella compattezza iniziale, sta ritrovando un pochettino di serenità in più, ovviamente. Prima subiva molto meno perché davanti si teneva molto più la palla, perché si giocava molto, certo. C'era ovviamente, quando, come si suol dire molte volte, l'attacco fa la miglior difesa, no? La miglior difesa è l'attacco, però in questo caso i difensori stanno riprendendo la quadra, stanno iniziando a essere compatti. Ho visto anche molto il lavoro che fa Dini, di proprio parlare con i compagni, essere di supporto, dare sempre una mano alla squadra, comunicare. Lo stesso fa Del Fabbro, che devo dire inaspettatamente mi sta colpendo in positivo, anche come proprio tipo di approccio nei confronti dei compagni, nella pacca sulla spalla, nell'aiutarsi, nel cercare di venirsi sempre incontro, di fare quello che è anche qualche volta quella corsa in più, quel sacrificio in più per tutta la squadra. Partendo sì da quello che hai detto tu, Marco, il taglio video che ho creato, c'è un piccolo errore in qualche modo in disimpegno di Gelli, che poi viene comunque rimediato da un ripiego dei vari difensori. Qui vediamo proprio la linea che si muove con 3 giocatori più 1, qui è Celli che va all'attacco palla, qui c'è un errore tecnico di valutazione e lettura, dove il giocatore voleva stoppare il pallone ma se la fa scappare. Vediamo però come bene i vari difensori chiudono gli spazi e creano compattezza centralmente. Questa chiusura, queste corse in più fatte dai vari compagni, dai vari appoggi, permette al Catania di non subire tanto la pericolosità e di chiudere bene quello spazio centrale. Anche se delle situazioni pericolose comunque si concedono agli avversari, d'altro canto insomma sì. Abbiamo visto addirittura dare il rinvio del portiere dopo pochi secondi della partita. O quelli, diciamo, la pericolosità, oppure in questo caso quando sviluppi in avanti, però per creare in qualche modo un po' di pericolo devi portare tanti o troppi uomini nella metà campo avversario, ovviamente sulle ripartenze puoi fare fatica, ovviamente giocando a 3 capita spesso che i braccetti si trovano larghi e se un braccetto viene saltato come in questo caso si rischia un 1 contro 1 a campo aperto con 40 metri con l'avversario che ti arriva in corsa in velocità, e per il difensore centrale che è l'ultimo uomo è difficile poi gestire bene quella situazione, ed è proprio quello che succede in questo taglio video, dove vediamo proprio Gherardi saltato, qui l'11 dell'Altamura che punta in velocità il difensore che già quasi con i piedi dentro aria. Veramente complessa questa situazione. Vediamo come nell'1 contro 1 è un po' fortunato il giocatore dell'Altamura. Era Frietto che ha dato una marcia in più in quel periodo nella fase finale della partita. Sì, soprattutto sulla fascia a sinistra è stata un'arma in più, però vediamo proprio come a seguito di questo 1 contro 1 un pochettino sfortunato per Del Fabbro, la palla rimane lì e i 2 appoggi vicini, Raimo e Celli, chiudano bene lo spazio centrale. Ovviamente quando devi copri qualcosa, scopri qualcos'altro, no? La coperta da qualche parte, se la tiri scopre qualche zona, scoprono la parte laterale e poi fortunatamente per il Catania Palermo non è proprio perfetto nel concludere. No, e non lo è stato per svariate volte durante la partita dello Stadio d'Angelo. Analisi del rigore invece a sfavore del Catania, quello che porta in vantaggio l'Altamura. Sì, qui Celli un pochettino, diciamo, mi è piaciuto come atteggiamento, come coraggio, come voglia, però
su certe cose forse si vede che ancora non è proprio al 100% della sua forma. Qui vediamo proprio la linea che da 3 diventa 4, con Celli che va in pressione attivamente, buona la marcatura dentro l'area e la copertura dello spazio. Qui però in questo caso la cosa che mi piace analizzare, Celli si deve posturare per mandare l'avversario sull'esterno, che tanto, come si suol dire, si dice sempre anche a scuola calcio, no? Mandalo sull'esterno, che la parte esterna non è pericolosa. Ma perché principalmente questa cosa qui? Perché internamente c'era Frisenna che stava andando a raddoppio e gli chiudeva lo spazio interno. Quindi qui è un errore di Celli che non lo porta verso l'esterno, ma forse anche un piccolo errore di Frisenna, di Giulio, che poteva comunicare al compagno il suo arrivo, che sicuramente non era stato guardato da Celli, che era focalizzato sulla palla. In quel caso, se ci fosse stata comunicazione sul raddoppio, possibilmente Celli si posturava per mandarlo fuori. Se non sbaglio era il set dell'Altamura, se fosse entrato dentro Rolando. Ci sarebbe stata la copertura di Frisenna e quindi non si concedeva, diciamo, questa situazione anche perché Rolando l'ha cercata, sposta la palla e con la gamba esterna va a contatto, quindi. Gol del Catania invece, questo come ovviamente passiamo chiaramente alla fase di possesso con anche la realizzazione dei rossazzurri, che nasconde certamente la qualità di Jimenez, anzi non la nasconde affatto perché si vedeva chiaramente, ma che offre anche altri spunti. Sì, offre altri spunti. Il primo su tutti è proprio la posizione di De Paoli, dove si va a prendere il pallone. Sì. Che è quello che ti dicevo prima, si dovevano tantissimo abbassare tirandosi fuori perché c'era una gabbia vera e propria. Qui vediamo invece ottimo il lavoro di Celli in spinta, fa molto bene dopo l'errore, e qua vediamo Montalto libero dentro area, ma non viene cercato, non viene servito, non viene quasi neanche guardato, mentre benissimo è l'attacco palla di Jimenez, che da dietro legge quello spazio in maniera ottima e con un timing perfetto va all'attacco palla, a un terzo tempo incredibile, e lì c'è poco da fare. Però gli spunti sono posizione di De Paoli un po' troppo bassa, diciamo, per cercare di dirla così, è la posizione di Montalto libero dentro area, completamente neanche guardato, neanche servito, neanche preso in considerazione. Questi sono, diciamo, due piccoli spunti differenti. Ma De Paoli ha proprio queste caratteristiche di legare il gioco, quindi è un piccolo regista offensivo. Sì, e vedevamo appunto, come dicevate prima, come durante la partita sia lui che Montalto, anche Montalto, venivano a prendersi il pallone, proprio addirittura nella tre quarti. Il discorso che lo fa De Paoli ci può stare, lo fa uno che ha quelle caratteristiche, che si abbassa, che ti apre il gioco, che si va a fare fallo, che la riceve da destra e la porta a sinistra, quello ci sta. O anche semplicemente venire incontro, attira l'avversario e mi libera lo spazio alle spalle per l'altra punta quando si gioca a due. Diciamo, quelli sono i principi. Però lo vedi da entrambi. Certo. Là davanti poi chi c'è? Nessuno, capito? Si crea un vuoto, e quello è, diciamo, il pericolo, no? Che bisogna chiaramente evitare. Parlavamo dell'inserimento delle mezze ali per quanto riguarda il Foggia, ma c'è anche questa caratteristica nel Catania. L'abbiamo visto adesso sul gol, è una costante invece che crea, diciamo, l'altra, secondo me, azione un po' più interessante del Catania in chiave offensiva, che è proprio su uno sviluppo laterale. Anche qui vediamo De Paoli come unisce il gioco, collega il gioco, si abbassi. Però l'altra cosa che ho analizzato è la grande lontananza tra De Paoli e Montalto, che non riempie bene in questo caso l'aria. Però vediamo come da una palla che arriva fuori al limite, De Rosa è bravissimo a mettere questa palla dentro senza guardare, ed è molto bravo Frisenna. Questa è una cosa che avevo detto, Frisenna è un giocatore che comunque da mezzala sa inserirsi molto bene dentro, e se ci avete fatto caso ha cercato, se non sbaglio, una o due volte anche la conclusione da fuori, che è un qualcosa che c'ha. Quindi può essere una chiave diversa. Da Di Tacchio non me l'aspetto l'inserimento su un cross laterale o il tiro da fuori. Forse il tiro da fuori sì, però non ce l'ha fatto vedere molto, non è nelle sue corde. Però questi inserimenti, questa brillantezza, questa, diciamo, un po' frizzantezza, no? Nell'inserirsi, può essere una chiave interessante, sia se giochi con le due mezzali, che possono essere Jimenez e Frisenna, te lo possono fare entrambi. Quindi, a parte la giovane età, condividono anche questa capacità e questa qualità, che fra parentesi io apprezzo moltissimo. L'abbiamo detto anche in telecronaca l'altro giorno, Carlo, della capacità del centrocampista di proporsi in zona gol. Noi invece ci proponiamo di andare, e lo facciamo, invece di andare in pubblicità. Ritorniamo fra pochissimo per darvi le probabili formazioni della partita del Massimino. A fra poco.
ultima parte della nostra trasmissione, vado subito da Anna perché ci sono ancora messaggi dei nostri telespettatori. Anna. Ritornando alla questione infortuni, i nostri tifosi cercano di dare delle risposte e ci scrivono: giocatori troppo su con l'età, ecco il motivo dei troppi infortuni e della scarsa tenuta atletica nell'arco di 90 minuti, da Giovanni. E ancora Antonello da Tremestieri ci scrive: buonasera, ci sono migliaia di atleti in tutti gli sport che sono dilettanti, che non sono pagati, che giocano 3 partite a settimana, che non hanno crampi a metà partita e si sanno gestire cercando di non avere infortuni. E questo è tutto per oggi. Grazie Anna, comunque io torno da te per salutarti. Sull'ultima, Carlo? Che dici? Non credo che i giocatori che non penso che si vogliano infortunare. Esattamente, non penso, è chiaro, non penso proprio che l'età, certo, sì, è ovvio, è un dato oggettivo, è un dato oggettivo, ci sta. Che ci sono diversi giocatori avanti con gli anni. Più problematico il recupero da un infortunio rispetto a un giovane. Il recupero è più problematico, anche se ci sono dall'altro lato ci sono anche esempi di tanti giocatori che hanno una certa età che sono anche molto integri fisicamente, perché magari sono supportati in questo. Anche fisicamente, possibilmente il fisico gli permette, anche la fibra gli permette di recuperare meglio. Sul discorso dell'età, sicuramente il mercato è stato fatto anche in questa chiave qua, no? Penso a De Paoli che comunque è un 99, Frisenna un 2002, Allegretto un 2001, quindi hanno cercato di abbassare un pochettino il target dell'età e abbassare un po' l'età media, e secondo me, io lo spero per il Catania, che nei prossimi anni, nella programmazione del prossimo anno, questa cosa la tengono in conto, e soprattutto il mercato non lo facciano gli ultimi 10 giorni, 8 giorni di mercato, ma già da luglio avere un roster di giocatori abbastanza completo. Andiamo sulla probabile formazione del Catania, per dirvi ovviamente che per quanto riguarda la difesa chiaramente c'è la situazione di Allegretto, qualora lui fosse disponibile potrebbe prendere parte alla partita al posto di Gega con ogni probabilità. Poi a centrocampo la situazione legata ad Anastasio e Lunetta, sembra che ci possano essere entrambi. Noi abbiamo schierato Anastasio anche per evitare che poi si torni a delle forzature, cioè portare Raimo a sinistra, portare Frisenna a destra, inserire Luperini lì in mezzo. È chiaro che c'è un margine di rischio, ma probabilmente lo si vuole spendere, magari tentando di farli giocare entrambi per un tempo. Credo che sia Anastasio questa la più logica, anche perché giocando contro un 4-3 il Catania si schiererà con Jimenez a supporto dei 2 attaccanti. Anastasio, il problema all'adduttore, l'adduttore è un muscolo che reagisce meglio, che ha meno bisogno di tempo per essere, insomma, guarito, quindi starà, credo, discretamente bene. Lunetta viene da un periodo più lungo, un problema diverso, e quindi può durante la gara, poi anche per caratteristiche, Lunetta è un esplosivo, durante la gara potrebbe anche essere più utile rispetto ad Anastasio, che è più un passista rispetto a chiaramente Lunetta. Decisivo poi la rifinitura di domani, poi parlerà Toscano alle 12:30, decisiva in tal senso. Andiamo a vedere il Foggia, invece legata alla situazione, a quello che ci ha detto anche il collega, con la possibilità di vedere Vezzoni dispostato a sinistra, con Gala e Tascone come mezziali, e poi questo tridente. Ovviamente non c'è Mausso, ricordiamo che mancano 2 difensori per squalifica, Felicioli e Parodi, e un attaccante esterno, cioè Mausso. Anche l'opzione 4-2-3-1 con Tascone e Dariva in questo caso, che farebbero i 2, e poi Zunno, Orlando e Gala alle spalle di Sarra, ma è probabile vedere un 4-3-3 per il Foggia. Per quanto riguarda invece gli arbitri, insomma, la quaterna arbitrale, il poker di arbitri, partendo ovviamente dal direttore di gara, che è Mattia Ubaldi, e poi i 2 assistenti Miccoli e Meraviglia. Speriamo che sia un assistente sotto questo aspetto meraviglioso, come dice il nome, visto che appunto il Catania si è lamentato tanto, e poi Angelillo come quarto ufficiale. Questo è quanto, abbiamo riassunto un pochettino tutto, e dunque vi possiamo anche salutare, non prima di aver salutato ancora Carlo Breve. Ciao Carlo, grazie. Marco, grazie a te, buona serata, buon pomeriggio a tutti. Di aver salutato il nostro Ermanno Florio, grazie sempre Ermanno. Grazie Marco dell'invito, buon pomeriggio a tutti quanti. E un grazie e un saluto anche alla nostra Anna. Ciao Anna. Grazie e buon pomeriggio a voi. Io vi ricordo l'appuntamento di venerdì prossimo alle 14:30.
Grazie Anna, io vi ricordo invece diretta stadio a partire dalle 14:30 domenica per la partita del Massimino, con i collegamenti dallo stadio, gli interventi a studio, anche i vostri interventi ovviamente su WhatsApp, e poi le interviste ai protagonisti. Lunedì c'è anteprima corner, c'è corner, e noi come detto torniamo venerdì prossimo. Ciao a tutti.